Questa è la storia di Venezia, 11ª parte dal 1378 al 1381, la guerra di Chioggia. Quando scoppia la guerra nel 1378, Venezia si allea con Pietro II di Cipro e con i Visconti di Milano. Genova invece si allea con l'Ungheria, i Carraresi di Padova, Aquileia, l'Austria, Ancona e Napoli. Il 30 maggio 1378, a Capo d'Anzio, alle foci del Tevere, c'è il primo scontro. La flotta veneziana dell'ammiraglio Vettor Pisani attacca a sorpresa una squadra genovese durante una burrasca, vincendo e facendo molti prigionieri. La sconfitta crea molta agitazione a Genova. Domenico da Campofregoso viene deposto e sostituito da Niccolò da Guarco, mentre la flotta guidata da Luciano Doria entra nell'Adriatico per aiutare le truppe del patriarca d'Aquileia e quelle di Francesco da Carrara, che, sostenuti dall'armata ungherese, avanzano da terra verso la laguna, senza però ottenere grandi risultati. A Cipro, Vettor Pisani stava assediando Famagosta tentando di scacciare la guarnigione genovese, ma l'arrivo della flotta nemica nell'Adriatico lo costringe a soccorrere la madrepatria, lasciando a combattere nell'Egeo le forze di Carlo Zeno. Sulla rotta del ritorno, la flotta veneziana brucia Focea e i quartieri genovesi di Chio e Mitilene, conquistando Cattaro e Sebenico, prima di attaccare Traù, dove si trovavano le forze di Luciano Doria. Le difese del porto sono però troppo forti, quindi il Pisani si ritira a Pola per riparare le navi, mentre i genovesi per l'inverno sostano a Zara. Il 7 maggio del 1379, dopo aver messo a ferrefuoco Caorle e Grado, le galee di Luciano Doria si presentano davanti al porto di Pola, dove la flotta veneziana stava ancora svernando. Il Pisani, sapendo di essere inferiore al nemico, non vuole accettare la sfida, ma persuaso dai suoi capitani entra comunque in combattimento contro la flotta genovese. La battaglia parte all'inizio a favore dei veneziani, che riescono anche ad uccidere Luciano Doria, ma si conclude con una schiacciante vittoria genovese. Il Pisani e poche navi superstiti riescono a tornare a Venezia. L'ammiraglio, ritenuto responsabile della sconfitta, viene immediatamente processato e condannato a 6 mesi di prigione. Intanto, sulla terraferma, da un lato i mercenari dei Visconti che incombono su Genova vengono respinti con grosse somme di denaro, mentre dall'altro Padova occupa i margini della laguna, interrompendo i tentativi dei veneziani di isolare gli ungheresi dai loro alleati. Venezia, protetta dalle acque, più che essere preoccupata della situazione in terraferma, lo è per quella navale. Dopo la sconfitta di Pola è in una situazione gravissima, col dominio dell'Adriatico e delle vie di rifornimento messe in discussione, mentre la flotta del genovese Pietro Doria, con l'appoggio austriaco, saccheggia Umago, Grado e Caorle. Venezia reagisce con forza, ordinando a Taddeo Giustinianin di allestire nuove navi nell'arsenale, richiamando dall'oriente la flotta di Carlo Zenne e migliorando le difese della laguna. Pietro Doria si presenta davanti a Chioggia il 6 agosto e, aiutato dalle milizie del signore di Padova, si impadronisce di sottomarina e assedia Chioggia, che senza aiuti cade il 16 agosto, aprendo l'accesso a sud della laguna. I genovesi, avanzando lungo l'isola di Pellestrina, minacciano anche il varco centrale tra la laguna e il mare, mentre gli ungheresi assediano Treviso nel tentativo di interrompere i rifornimenti della laguna da nord. Venezia tenta la via diplomatica, rendendosi disponibile a qualsiasi condizione di pace, a patto di mantenere la libertà. Ma nonostante la disponibilità di Francesco da Carrara, Pietro Doria vuole andare fino in fondo. Venezia risponde sbarrando i canali, fortificando le isole lagunari e il porto di Lido, unico accesso al mare rimasto ancora libero. Navi armate vengono disposte attorno a Venezia e vengono varate molte nuove galee, più altre donate da privati cittadini. Il popolo veneziano chiede la liberazione di Pisani, che, riconosciuto innocente per la sconfitta di Pola, viene scarcerato e messo a capo della difesa insieme a Jacopo Cavalli. Il 22 dicembre 1379 la flotta veneziana ricostituita salpa per Chioggia, al comando del doge Andrea Contarini e di Pisani. Viene tentato un primo assalto per riconquistare Sottomarina. La flotta blocca tutti gli accessi a Chioggia, affondando navi cariche di pietra nei canali navigabili e imprigionando così le navi genovesi, che da assedianti si trasformano ad assediate. Il 1 gennaio del 1380 a rinforzare i veneziani arriva dall'oriente la flotta di Carlo Zen e inizia l'assedio per riprendere Chioggia. Il tiro di artiglieria si concentra sul monastero di Brondolo, punto strategico della difesa genovese, dove il crollo dell'edificio uccide Pietro Doria. Il 19 febbraio Vettor Pisani assalta il monastero distrutto e Carlo Zeno attacca Sottomarina. I veneziani prendono entrambe le posizioni sbaragliando i genovesi. Genova invia una flotta per rompere l'assedio, ma nonostante molti attacchi contro i veneziani non ottiene grandi risultati. I genovesi, assediati a Chioggia senza cibo e munizioni, si arrendono, ma Venezia rifiuta assaltando Chioggia il 23 giugno, facendo tutti prigionieri. Dopo la presa di Chioggia, le ostilità in Adriatico continuano ancora per qualche mese.
I genovesi spingono Trieste a ribellarsi ai veneziani e a consegnarsi al patriarcato di Aquileia, che occupa anche Capodistria e Arbe. In risposta, Vettor Pisani, con la sua flotta, riprende Capodistria ed Arbe ed insegue i genovesi in fuga, ma muore di febbri malariche il 13 agosto. Venezia sta vincendo in mare, ma nella terraferma intanto Castelfranco, Asolo e Noale cadono nelle mani di Francesco da Carrara e Treviso, allo stremo, viene ceduta da Venezia all'Austria, piuttosto che finisca nelle mani dei Padovani. Nell'estate del 1381 sia Genova che Venezia sono a corto di energie. Si rivolgono ad Amedeo VI di Savoia per mediare una pace. I rappresentanti di Genova, di Venezia, dell'Ungheria, di Aquileia, dei Carraresi, dei Visconti si riuniscono a Torino e qui l'8 agosto viene stipulato un trattato di pace. Secondo il trattato, Venezia riconferma al re d'Ungheria la cessione della Dalmazia, compresa Cattaro, occupata durante la guerra, e si impegna a pagargli un tributo annuale. Conferma la cessione di Treviso al Duca d'Austria, riconosce le conquiste del Patriarcato di Aquileia di Trieste e cede ai Savoia l'isola di Tenedo. Genovesi e veneziani si obbligano a star lontani per 2 anni da Costantinopoli. I Carraresi, pur dovendo restituire i territori occupati durante la guerra, ottengono alcuni dei diritti che avevano perso durante la guerra del 1373, dove erano stati sconfitti dai veneziani. Il più importante è il permesso di riprendere a costruire le fortificazioni lungo i confini con Venezia. Però i padovani considerano irrisolta la questione di Treviso e decidono di conquistarla approfittando del fatto che la città non è felice del dominio austriaco. Il duca d'Austria arriva a rinforzare le difese, ma dopo 3 anni di pressioni costanti dei Carraresi, alla fine decide di vendere il loro Treviso, assieme a Ceneda, Feltre e Belluno, che passano quindi ora sotto il dominio padovano.